Togliete quei cartelli. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Dichiaro... Allora, bene, eccoci in studio. Allora abbiamo aperto questa nostra puntata di Gioventù Politica con le immagini di Montecitorio, dell'assemblea di Montecitorio e delle proteste che ci sono state qualche giorno fa appunto in occasione della votazione per il decreto IMU Banca Italia. Ne parleremo questa sera a Gioventù Politica di questo fatto e anche di tanti altri. Allora, innanzitutto, come sempre ne parleremo con tantissimi ospiti, questa sera sono veramente tanti, quindi cercheremo di essere anche veloci negli interventi. Iniziamo subito intanto a presentare i nostri giovani protagonisti di questa serata. Allora, iniziamo come sempre dalla mia destra, ritroviamo Marco Schiesaro dei Popolari per l'Italia, buonasera a te, Nicolò Vettorazzo della Lega Nord, Roberto Bazzarello di Forza Italia, buonasera a te, e poi siamo in attesa dell'arrivo di Giacomo Cusumano del Movimento 5 Stelle. E al suo fianco Matteo Favero del Partito Democratico, poi troviamo Tommaso Razzolini, studente di economia a Venezia, se non sbaglio, alle sue spalle abbiamo Leano Lunardi dell'Italia dei Valori e al suo fianco Nicola Copi Zanin di Fratelli d'Italia. Grazie anche a voi, questa sera siete in seconda fila, ma non per questo meno importanti, avrete comunque modo di intervenire anche voi. Per quanto riguarda invece gli ospiti un pochino più navigati, come uso dire in questa nostra trasmissione, ricomincio da destra, Fabio Maggio, consigliere comunale a Pederobba, da questa settimana, possiamo dire così, Forza Italia Veneto, prima era Nuovo Centrodestra. Prima eravamo in gruppo a Pederobba del PDL, ancora avevamo deciso di mantenere unite le varie sensibilità. Oggi, dopo il passaggio che è stato fatto in Regione Veneto, dove si è passati dal PDL anche a Forza Italia Veneto, a bocce ferme si è voluto riflettere sugli equilibri anche da mantenere in Regione. E quindi c'è stato questo cambiamento. Dopo parleremo anche di questo, parleremo un po' di tutti i movimenti che ci sono in questi giorni all'interno dei vari schieramenti politici e anche le nuove alleanze. A fianco di Fabio Maggio abbiamo Giuseppe Solazzo del Partito Democratico, grazie a te di essere qua. Al suo fianco abbiamo Giorgio Peretti dell'Italia dei Valori, grazie anche a te di essere qui. Poi invece alla mia sinistra ritroviamo Sonia Dittadi, Lega Nord, assessore a Campo San Piero, se non sbaglio, vero? Al suo fianco Roberto Bettuolo, Popolari per l'Italia, lista civica L'Albero. Buonasera. Al suo fianco Giovanni Pasqualotto del Movimento 5 Stelle, grazie di essere qua anche a te. Poi ritroviamo Alessio Zanon, grazie di essere rientrato da Roma giusto quest'oggi. E al suo fianco Paolo De Franceschi di Fratelli d'Italia. Buonasera a tutti. Buonasera anche a te. E poi come sempre presentiamo, è nascosto tra il pubblico, abbiamo il nostro editore Ermanno Casen, grazie anche a lei di essere come sempre presente a questi nostri dibattiti. Allora, dicevamo, questa ghigliottina fortemente contestata, c'era questa scadenza, questa necessità di approvare il decreto prima della scadenza, ormai mancavano poche ore. L'ostruzionismo del Movimento 5 Stelle, Laura Boldrini ha utilizzato quella che viene chiamata appunto la ghigliottina in gergo e ha dato il via poi alla votazione. Allora io necessariamente devo dare la voce, la parola in attesa che arrivi Giacomo Cusumano, non so se hai avuto notizie, se è in arrivo oppure no. Purtroppo non risponde. Non risponde, vabbè, vedremo, insomma, se arriverà, se no pazienza. Allora, Giovanni Pasqualotto, allora ci riassumi un po' quello che è successo. Siete stati anche criticati per la veemenza, per quanto è successo, abbiamo visto le immagini, corrotti, hanno protestato anche, a dire la verità, anche Fratelli d'Italia, non siete stati i soli. Raccontaci un po'. Sì, è stato sicuramente una manifestazione, sottolineo, non violenta, ma è stata una reazione abbastanza veemente e anche diciamo, piuttosto sconvolgente e sicuramente insolita rispetto a quello che si vede normalmente alla Camera dei Deputati.
Ecco, tu sei giovane, come avete visto questa cosa, diciamo, dal di fuori, fuori dall'aula? Ma io sono stato stupito, innanzitutto sono rimasto un po'. Dopodiché ci ho pensato, ho riflettuto, alla fine la situazione era veramente estrema, nel senso che la Boldrini aveva, come hai già riassunto poco fa, aveva utilizzato la ghigliottina proprio per tagliare tutti quanti gli interventi e passare direttamente alla votazione, sicché tutti i mezzi democratici e leciti che poteva utilizzare il Movimento 5 Stelle erano già stati utilizzati e non avevano sortito alcun effetto, se non che appunto dopo, anche in seguito alla richiesta di scorporamento dei due argomenti, ovvero il decreto IMU e il decreto Banca Italia, che è stato negato, i ragazzi deciso di mettere in atto questa manifestazione, che è stata, sottolineo, pacifica, però è stato un gesto estremo per in qualche modo ribellarsi a quello che era una maggioranza che nei numeri c'era e poteva fare il bello e cattivo tempo, però non poteva passare sotto silenzio tutto questo. Tra l'altro vorrei anche ricordare il fatto che le azioni che il Movimento 5 Stelle fa in Parlamento, seguendo tutto quanto l'iter democratico chiaramente, e di presentazione delle mozioni, degli interventi, degli emendamenti eccetera, nonché le proposte che vengono fatte dal Movimento 5 Stelle, vengono passate sotto silenzio puntualmente dalla quasi totalità dei media, quindi è stato anche un gesto estremo che ha attirato finalmente l'attenzione dei media. Certo, questo caso Banca Italia chiaramente, perché era la questione Banca Italia quella che stava, Banca Italia, che stava a cuore. Allora iniziamo a sentire, quanti anni hai? 29. 29, potevi stare seduto, eventualmente potevi stare al posto anche di Giacomo. Inizierei allora il nostro giro tra i ragazzi che sono qua davanti. Allora, Marco Schiesaro, questo decreto per la ricapitalizzazione di Banca Italia. Tanti hanno detto un regalo alle banche. Voi dei Popolari per l'Italia? Ma il tema di Banca Italia è un tema molto complesso, che penso l'1% di coloro i quali ci ascoltano sanno di cosa stiamo parlando. Io torno sulle parole dell'amico del 5 Stelle. Mentre guardo queste immagini, l'altro ieri tutti i media le hanno passate, il Veneto stava affondando. Quindi io guardo la televisione, guardo Rai 1, Rai 2, la vostra emittente che ha fatto un lavoro egregio, e il Veneto affonda. E a Roma i 5 Stelle, con una manifestazione che io reputo violenta, perché una minoranza va contro una maggioranza, non lascia il lavoro parlamentare proseguire come deve andare. Io sono totalmente contrario rispetto alle sue posizioni. Si tratta di una posizione violenta, quella di Grillini, che voglio dire, il Parlamento quest'anno ha un pregio che è sostanzialmente per il 90% rinnovato. Se loro sono il nuovo, è bene andare a votare quanto prima. E il comportamento della Boldrini? Il comportamento della Boldrini, a me la Boldrini non piace, perché non è super partes, da giudizi di valore, si schiera con le forze politiche di maggioranza, con il Partito Democratico in primis, quindi la Boldrini come Grasso sono due persone che lì non devono stare. Nicolò Vettorazzo, Lega Nord, dopo parleremo della protesta invece vostra all'Europarlamento. Tu cosa ne pensi? Il problema fondamentale è che questo governo non abbia capito la direzione giusta, ovvero questo è un governo che sta occupando lo svuota carceri. In Italia il problema sicurezza si fa sempre più forte, il governo anziché intervenire sul fattore sicurezza propone uno svuota carceri dove i criminali verranno liberati, e penso che questo sia un atto assolutamente grave. Governo che sta continuando a sbagliare anche sul fattore dell'immigrazione clandestina. L'approvazione dell'abrogazione del reato di clandestinità secondo me è una vergogna. Ecco, ma senti, ma questo accorpamento tra IMU e Banca Italia l'hai trovato inopportuno, scorretto? Ma penso che non fosse la priorità. Ripeto, abbiamo 4 milioni di italiani senza lavoro in questo momento. Abbiamo anche il problema della pressione fiscale molto alta. Il governo avrebbe dovuto, secondo me, preoccuparsi di queste tematiche. Roberto Bazzarello, Forza Italia, tu come la vedi invece?
Allora, io ritengo grave la decisione della Presidente Boldrini di applicare la ghigliottina, perché è una procedura che di fatto è andata ad eliminare il diritto dell'opposizione e anche di inserire quelli che poi sono gli emendamenti all'interno del decreto legge. Altrettanto grave è la responsabilità del governo, come dicevamo, che ha inserito due argomenti completamente diversi all'interno dello stesso decreto. Il primo, la cancellazione della seconda rata dell'IMU sulla prima casa, e poi il discorso di Banca Italia. Fino a ieri però la ghigliottina non era mai stata utilizzata, è sempre stato minacciato di utilizzarla. Nel 2000 Violante minacciò di usarla, nel 2003 Casini e nel 2009 poi Fini. Questo serviva però che per ovviamente attraverso questa minaccia si riusciva a placare quello che era l'euforismo dell'opposizione. Stavolta invece non è bastato e quindi è stata costretta ad applicarla, anche se non la ritengo appunto una scelta vincente, perché è andata a togliere la democrazia di quelle persone che ovviamente è giusto che intervengano, che dicano la propria opinione e che poi ci sia questo procedimento parlamentare per decidere. Su questa ricapitalizzazione di Banca Italia ti sei fatto un'idea? Come la vedi? Tu è stato un regalo alle banche che questa volta, se magari dopo lo spieghiamo. È una cosa molto particolare di cui poi magari entreremo anche nel merito. Certo, e ho visto che c'era Giuseppe Solazzo che aveva scosso la testa, cosa è successo? Sì, allora, prima di tutto chiariamo un attimino che la ghigliottina è un procedimento che non solo è stato minacciato altre volte, ma bensì con Fini, Presidente della Camera, è stato non solo minacciato, ma si è proprio attuato il provvedimento in sede di capigruppo, poi è arrivato in aula il Partito Democratico, che all'epoca era opposizione, ha detto semplicemente è inutile andare avanti su questo procedimento senza applicare, andiamo alla votazione, che direi è una questione semplicemente di buonsenso, perché non posso essere minimamente d'accordo sul fatto che le immagini che abbiamo visto non vengano viste come pura violenza e puri atti, diciamo, di violenza. Perché comunque non è la prima volta che accade, comunque. Non è la prima volta che accade. Abbiamo già assistito altre volte a scene sì, Io ho assistito anche a cose ben peggiori, perché penso che, voglio dire, l'altra volta che il Movimento 5 Stelle è andato al di sopra di Palazzo Madama e ha esibito uno striscione criticando la Costituzione, tutto un insieme di altre cose che sono state fatte, sono aberranti, e sinceramente devo dire che se questo è il nuovo che viene ad aprire il Parlamento come una scatoletta, non dico che sia meglio il vecchio. Però non c'era solo il Movimento 5 Stelle, c'erano anche Fratelli d'Italia. Scusi, con molto rispetto del Movimento 5 Stelle, 170 parlamentari erano tutti professori di economia che dovevano parlare sul decreto IMU Banca Italia. Adesso, detto tra di noi, quando si fa la riunione dei capigruppo e si va dopo in aula, di solito ci sono delle persone che portano avanti dei testi di legge e dei controrelatori dall'altra parte. Adesso dire che non permettere l'ostruzionismo, che è un sistema becero attraverso cui si blocca l'attività del Parlamento nel tempo, siccome non penso che fossero 170 professori di economia che vengono a spiegare le cose, sinceramente potevano parlare anche in 10, in 20, anche in di più, insomma, però non 170. Certo. Ti fermo. Guarda, do subito la parola a Nicola Scoppi Zanin. Sì, funziona, basta che tu lo tenga vicino alla bocca. Allora, anche voi avete protestato contro questo decreto IMU Banca Italia, è una cosa su cui voi tra l'altro... Mi ha fatto solo un po' di prurito, diciamo, paragonare la protesta dei Fratelli d'Italia a quella dei grillini, perché è bello protestare con la testa e non con i piedi. Allora, noi abbiamo protestato per due motivi: per il decreto IMU, perché questo governo è un governo delle tasse, non ha saputo affrontare il vero discorso, il vero tema, che è quello della spesa pubblica, ha mandato nuovamente a mettere nuove tasse. Abbiamo protestato contro un'altra cosa di cui si è parlato poco, ovvero il fatto che in questi giorni la Commissione Lavoro ha bloccato il DDL di Fratelli d'Italia sulle pensioni d'oro, perché questo sembra un problema che, diciamo, una questione che può passare in secondo piano, ma qual è il problema? Che in Italia noi abbiamo 100.000 persone che percepiscono una pensione che non dovrebbero percepire, ovvero non hanno versato i contributi che oggi ricevono. Ecco, queste 100.000 persone gravano chiaramente sulle spalle italiane. Noi abbiamo presentato una proposta appunto in Commissione Lavoro
per calcolare le pensioni, anche quelle vecchie, in base a un sistema puramente contributivo. Il DDL lavoro è stato bocciato sia da Forza Italia, sia da Nuovo Centrodestra, sia dalla sinistra tanto giustizialista come PD e SEL. E come ha detto giustamente Giorgia Meloni, se questi sono di sinistra io sono Mao Zedong. Certo. Matteo Favero. Io ribadisco Partito Democratico. Sì, quello che già ha detto Giuseppe. Innanzitutto non posso accettare che questa pagliacciata, voglio usare questo termine, possa essere definita non violenta, perché ci sono diverse forme di violenza. C'è una violenza verbale molto forte, reiterata nel tempo, c'è anche una violenza fisica. Qualche commesso della Camera, ok, si è parlato di D'Ambroso, dello schiaffo, di quello che si vuole, ma qualche commesso della Camera si è preso qualche giorno di prognosi in virtù delle botte che ha ricevuto. Invece nel merito di quello che si votava? Nel merito bene ha fatto secondo me la Presidente Boldrini ad avvalersi di questo strumento, perché qua io sento dire governo delle tasse. Non ci si deve dimenticare che se fosse decaduto il decreto, la rata dell'IMU la si sarebbe pagata. Allora, se questa si voglia o non si voglia criticare l'accorpamento di due temi come IMU e Banca Italia, questo comunque è un dato di fatto. Secondo me c'è anche un motivo ed è spiegabile per cui c'è stato questo accorpamento, però è un dato di fatto che se fosse decaduto il provvedimento si sarebbe pagata l'IMU. Se si vuole essere orgogliosi del fatto che a tutti i costi, per un modus operandi ostruzionistico, si sarebbe arrivati a questo, se si vuole essere orgogliosi, tanto di cappello, è il nuovo che avanza evidentemente. Certo, però c'è da dire, adesso ti do la parola, perché c'è da puntualizzare però il fatto che questa manovra di Banca Italia alla fine ha regalato alle banche i miliardi che forse andavano a coprire la seconda rata dell'IMU. Ma non è assolutamente così, sono d'accordo, è stato detto, è un tema complesso, è anche difficile rispondere in un minuto ed analizzarlo nel dettaglio. Facciamo l'esempio della Spagna, dove si è andati a prendere i soldi direttamente nelle tasche dei cittadini e si è fatta una partita di giro nelle tasche delle banche. Questo in Italia è stato evitato, si è fatta secondo me un'operazione finanziaria acuta, intelligente. Sicuramente ci sono dei passaggi criticabili, non per forza critici ma criticabili. Detto questo, secondo me è un buon provvedimento che andava fatto, il capitale sociale. Io vorrei solo puntualizzare una cosa, che l'abolizione per chi ci ascolta a casa, l'abolizione dell'IMU è la diretta conseguenza dell'impegno di Forza Italia in Parlamento e nel governo prima che avessimo le situazioni a cui abbiamo assistito in questi mesi. Certo, quel che è successo alla Camera è assolutamente deprecabile e onestamente non vedo motivi che possano giustificarlo, perché di opposizione in Italia se n'è fatta tanta, c'è chi ha fatto opposizioni ben peggiori in termini di contenuti, ma mantenendo la dignità istituzionale, e mi riferisco a Matteotti ai tempi del fascismo e successivamente, quindi ci sono modi e modi per fare opposizione. Detto questo, grave errore del governo, e qui concludo, aver legato la copertura finanziaria dell'abolizione dell'IMU a un decreto come quello di Banca Italia, che avrebbe dovuto avere maggiore attenzione nella sua trattazione. Tommaso Razzolini, tu concordi con quello che ha detto Fabio Maggio adesso? Ma concordo, nel senso che aver mescolato le due cose non va bene, nel senso che da una parte comunque è stato abolito l'IMU, dall'altra parte è stato fatto un regalo alle banche, e su questo non sono d'accordo, nel senso che il Parlamento litiga e il popolo sta sempre più morendo di fame, anche perché si vede dopo dei giorni, appunto un giorno o due, che anche le pensioni d'oro non sono state attaccate, e anche qui allora ci stiamo prendendo in giro. Il problema è che il popolo ormai non è che si arrabbia e che si lamenta e che critica e dice possiamo fare, cioè ormai non dice più niente, e qui è la cosa peggiore. Certo. Leandro Lunardi, così chiudiamo il giro dei giovani. Sì, tu come hai visto e come hai vissuto questa cosa? Sì, ti ringrazio. Io volevo dire che la tematica delle ghigliottine mi appassiona relativamente, perché come hanno detto anche altri miei colleghi coetanei, le esigenze del popolo sono sicuramente lavoro, soprattutto economia e tutela anche delle politiche sanitarie, eccetera. La ghigliottina è uno strumento di economia procedimentale, cioè attiene al campo dei regolamenti parlamentari, era uno strumento legittimo che
per quanto si possa criticare il suo uso un po' inusitato, un po' inaudito, nel senso molti grillini contestano, ma non era mai stata usata, è la prima volta che viene usata, voglio dire che questa contestazione venga mossa da un movimento che ha presentato l'impeachment, ossia la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per alto attentato alla Costituzione, anche quello è uno strumento inusitato, inaudito, l'ordinamento lo consente, la Boldrini ha fatto un uso legittimo delle sue facoltà regolamentari per far procedere i lavori che erano gravemente turbati da una sorta di sommossa che non rendeva certo onore alle aule repubblicane, voglio dire, è stato usato lo strumento, è legittimo, l'hanno costretto ad usarlo, è stato usato. Voglio dire, chi usa l'impeachment, anche lì possiamo criticarlo. Io non critico l'impeachment in quanto inaudito, lo critico semmai sul piano dei contenuti. Ritengo legittima l'iniziativa dell'impeachment e ritengo legittimo l'utilizzo della ghigliottina. Tutt'al più, se non fosse stato legittimamente usato, potrei criticare. Ma criticarlo solo sulla base di dire è uno strumento radicale, uno strumento inaudito, è una critica che lascia un po' il tempo che trova. Certo, bene. Allora ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità, poi ritorniamo qui nello studio di Gioventù Politica. Tra poco.